56 anni fa la tragedia del Vajont, quasi 2000 i morti, ora 2 docufilm nelle sale, oggi e domani ricordano quella strage. Anna Mazzone. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Così Dino Buzzati descriveva sul Corriere della Sera la tragedia del Vajont. Alle 22:39 del 9 ottobre del 63 una frana si staccò dal Monte Toc e precipitò nel lago del Vajont, tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Una massa d'acqua alta più di 200 metri scavalcò la diga e si abbatté sui paesi di Longarone, di Erto e di Casso. Quasi 2000 morti in pochi minuti. Gestire in quei territori l'amministrazione vuol dire anche farsi carico di questa difficile, pesante eredità. Il senatore Maurizio Gasparri ha ricordato in Senato la catastrofe, presentando la serie Vajont per non dimenticare. I 2 docufilm sul disastro prodotti dalla Venice Film e diretti da Andrea Pranstraller e da Nicola Pittarello saranno nelle sale oggi e domani. Arricchiti da interviste esclusive e da immagini inedite, ricostruiscono anche il lungo processo che seguì quella tragica notte di 56 anni fa.